Questa è sicuramente una delle zone che amo di più, forse perché non è solo panoramicamente assurda, ma gli occhi qui si riempiono di bellezza che una volta raggiunto il cuore ti porta ad uno stato di serenità ed estasi totale, ma soprattutto non è fattibile solo agli escursionisti super sportivi, ma anche a tutti noi con una preparazione media che fra un brontolo e l'altro riusciamo sempre a portare a casa ancora una vetta. Quindi niente scuse e via si parte. Buongiorno squadra, oggi quello che cercheremo di fare è raggiungere il Monte Plagnie, 3 ore di camminata per circa 1000 metri di dislivello. Se riusciamo, una volta arrivati in vetta, raggiungeremo anche il Monte Planera. Vediamo come siamo col tempo, perché io sono partito leggermente in ritardo. Se non mi buttava giù dal letto Cristina, andavo a fare il giro del Cormoro oggi. Dai, via si parte, vediamo un pochino com'è questo sentiero. You don't care what you're doing to me. I've been down in the ruins so deep. All the games that you played, all the love you've forsaken, you let it slip away. You don't care what you're doing to me. Il Monte Plagnie fa parte di una delle sommità della lunga dorsale che chiude a sud la Valleresia e la divide da quella di Ucea. Viene attraversato dal sentiero CAI 731 che ne percorre interamente la cresta. Come vi ho detto, l'escursione richiede una buona preparazione fisica, ma comunque il tracciato è privo di particolari difficoltà. Allora, fino adesso tutto benissimo, siamo arrivati al bivio dove ci porterebbe alla casera Tanacalo, che faremo però dopo. Noi invece proseguiamo lungo il 733 direzione Monte Plagnie, 1 ora e 45 minuti di salita totale. Andiamo perché siamo già tardi. Shed a tear for me, baby, if you dare. Maybe then it would show me that you care. 'Cause your words never match what you do, how you act, so I can't just take you back. Diciamo che questa sera, quando tornerò al buio con la frontale, forse il sentiero non lo faccio proprio rilassato. Speriamo che abbia la pancia piena. Bene, allora cresta raggiunta e 45 minuti per arrivare al Monte Guarda, che però noi non lo faremo. Il Monte Plagnie è esattamente quello lì, quindi lì lasceremo il Sassolino del Sorriso e poi scenderemo giù, andremo fino al Monte Banera. Sister, save me now, save me now. Whoa. Every setback, every mishap, every time you say you gon' change. Allora, Monte Plagnie l'abbiamo raggiunto e secondo me questa è una delle creste più belle in assoluto in Friuli Venezia Giulia. Dovete farla assolutamente, perché una volta arrivati in cima vi renderete conto quanto sia panoramico questo percorso. È di una bellezza incredibile. Noi adesso, come sempre, lasciamo il Sassolino del Sorriso, ha fatto Cristina, il guffetto portafortuna, lo lasceremo appunto qua sul ceppo. Continuiamo a fare un po' di cresta, poi scendiamo giù, andiamo a visitare la casera e dritti alla macchina. Quindi via si parte. Uppa. Sì, uppa. Allora, Monte Banera raggiunto, 1615 metri, ci ho messo circa 45 minuti. Andando avanti, in prossimità del Monte Urazza, trovate una traccia nera che vi ricongiunge al 733 che però oggi non prenderò. Tornerò invece indietro percorrendo il sentiero 731 e 733 fino alla casera. Questa cresta, non smetterò di dirvelo, è pazzesca. Andando avanti arrivate al Monte Guarda, ma poi, se avete voglia e gambe e tempo, potete raggiungere il Bivacco Costantini, scendendo giù Malgacot, salendo su il ricovero Casera Canin. Cioè, tanta roba. Se avete dei giorni, questa è la zona per voi. Adesso scendiamo giù alla casera. L'escursione al Monte Plagnie è sicuramente una delle più belle uscite che abbiamo fatto e rifaremo, magari prendendoci qualche giorno in più per poter fare un giro più lungo.
Alla fine del video vi lasciamo come sempre i dati tecnici del percorso, ma prima un'occhiata a Casera Cal perché vi assicuro che vale veramente la pena. Grazie a tutti per essere arrivati fino a qui, iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima. Allora, una visita alla casera al buio, perché ormai sono quasi le 4:30, però la casera mi sembra decisamente bella e fatta bene. Abbiamo poi, ma che bella che è tutta in legno, la panca, la stufa, pentoloni, legna fuori, poi andiamo su e qua su abbiamo, facciamo vedere, ok, cazzo che figa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 materassi, fantastico. Poi io credo che se accendi il caminetto qua questo tubo si scalda e quindi scalda anche sopra, direi approvatissima, bravi e complimenti.